Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nella Valle dei Moccheni, vicino a Palù, e faremo un'escursione che andrà verso il rifugio 7 Selle, nel lago Rai. Siamo qui vicino a Trento. Abbiamo parcheggiato qua all'ultimo parcheggio disponibile prima dell'inizio del sentiero. Qua ci sono i mussetti. E questo è a pagamento 6 euro tutto il giorno, altrimenti potete parcheggiare più verso Palù e lì è gratuito, però dovete farvi un 150 metri di dislivello qua su asfalto per arrivare qua. Adesso prendiamo da qui subito il sentiero 343 verso il rifugio 7 Selle. E l'ago dell'Ardemolo anche? Beh, se vuoi, è un anello. Oh! Cosa stanno facendo? Le coccole! Dei mussetti che si stanno immussando un po'. Non vuoi fare l'asfalto, amore, vai su dritta così? Sì, sì. Oggi è il 19 di novembre. Appena scesi dall'auto c'erano 2-3 gradi. E la giornata però sembra soleggiata. Arriviamo qua a una costruzione che adesso non ricordo il nome, ma giù c'era il cartello. Diamo un'occhiata. Anche se non l'avete vista c'è anche già. Vero che ci sei? Se no Fabio partirebbe senza cibo. E dopo? Senza chiavi della macchina, senza scarpe. No, scarpe no, è il tuo compito. Dove siamo ora qua? Non ho idea. Diamo un'occhiata. C'è una vista stupenda però. Ma che vista? Hasta la vista. Vista. Sempre il Allora. sentiero 343 e vai. Qui si apre un po' il panorama, vediamo una malghetta e là sopra sta uscendo il sole. Anche si apre un po' la vista. Vediamo un cartello. Aspetta che ci andiamo su. Ah no, di là, se vai al lago che volevi andare tu, Sì. arrivi da lì dopo. Ardemolo. Guarda che bella ghiacciata lì sulla Sì. Bevitoia. Vediamo la neve. Qui guardiamo bene il cartello SAT. Siamo al Bite dell'Anner e andiamo sempre 343 rifugio 7 Selle Sì, ma che vista c'è da qua? di là. E qui a destra si vanno anche a vedere delle miniere e apprezziamo anche del panorama. Il sentiero è super ben segnato, come vedete uno arriva qua, vede il simbolo che deve girare a destra e gira, anche se è intuitivo, ma si sa mai. Ma pettina. Sì, pendente, vedete, in pochi passi e già sparisce. Arriviamo qua dove si apre il panorama, è un po' contro luce perché abbiamo il sole di fronte, inizia la neve. Prima neve della stagione. Prima neve nostra della stagione. Wow. Pian pianino siamo arrivati qua a una croce, c'è anche area picnic
chiama Croce dell'Anner, adesso si vede, sì. 1860, c'è anche zona picnic. È la NER L'Anner? da lana. Ma qua mettono accento sempre all'inizio, quindi è l'Anner secondo me. Vabbè. Qui la croce, anche l'orologio dice 1857, quindi siamo lì. Abbiamo fatto 350 metri di dislivello in un'oretta, 1 chilometro e 800. Al rifugio dovrebbe essere 4 km e dislivello non lo so. Saranno altri 100-150 metri di dislivello da fare. Quindi presumo sia un po' meno pendente da qui in poi. Che profumo il bosco con la neve, mamma mia. Bello, vero amore? Ti Senti, mancava un po' la montagna? Non c'è puzza di bar e di vecchi. Mi mancava tanto, la fatica un po' meno, ma... Ok, visto che siamo già un po' nel sentiero, possiamo dirlo. A voi non sembrerà perché avevamo un sacco di video estivi da pubblicare, quindi siamo andati avanti un bel po', ma è quasi 2 mesi che non veniamo in montagna. 1 e mezzo. Un po' di più. 1 e mezzo. Vabbè, 1 e mezzo. Abbiamo la forma fisica del bradipo, vero? No, è perché siamo stati un po' in vacanza, Un po' un po' magliattia malati, un po' qualche problemino e sono saltate un bel po' di volte di montagna. e quindi siamo ritrovati dall'estate all'inverno. Sì, quindi l'ultima volta che siamo venuti in montagna era praticamente estate, adesso invece è un mix tra autunno e neve e quindi il panorama dovrebbe essere bellissimo. Aspettiamo di arrivare su per fare delle super foto. Bosco con la neve, qua ci sono anche, vedete, tutti gli aghetti gialli, quindi ci sono dei larici, immagino, giusto? E il profumo è stupendo. Adesso qui il sentiero è molto meno pendente, cioè quasi dritto. Prestiamo un po' di attenzione perché è ghiacciato, ma è proprio piacevole. Adesso qui ce lo godiamo, andiamo pian pianino, guardando intorno, annusando i profumi del bosco. È così che deve sapere un profumo da uomo, da legno Aspetta, e muschio. non si è sentito. Ho detto che secondo Aspetta. me, Vai. ho detto che secondo me un buon profumo da uomo dovrebbe odorare di bosco, di resina, muschio, pino, abete nero, ho detto cazzate, non so. Da legno, Sì, 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 la resina. da resina. Oh, comincia a diventare un bel sentiero su neve ghiacciata. Wow, vero? Tocca rimettermi il berretto qua. Allora, qui vediamo. Tanto siamo usciti completamente dal bosco, un super sole e c'è un cartaglio davanti. Qui sotto torrente. Andiamo su. Andiamo a vedere, cercando di non infangarci, andiamo a dare il cartello. Qua il cartello dice mancano 5 minuti al rifugio, addirittura. Siamo già arrivati, amore. Bravi. Anche scritto parcheggio a pagamento anche. Ciao. Avanti. Andiamo senza pancia. Eccoci arrivati al rifugio 7 Selle. Easy way, direi. Siamo arrivati al rifugio, 1 ora e mezza, 470 metri di dislivello, 2 km e 800 metri. Siamo 1976, siamo qui vicino ai 2000 e veramente easy. Ci abbiamo messo, ora fine andando molto piano, con un sacco di sostine ad annusare il bosco, ci abbiamo messo 1 ora e mezza come da cartello, quindi camminando forte si arriva molto prima di 1 ora e mezza. E poi adesso vediamo cosa fare. Qui al sole si sta molto bene. Adesso cerchiamo da sederci.
Ecco, già trovato un bel posticino. Ci siamo trovati qua un posticino al rifugio. Sta registrando? Un litrettino di tè, il nostro thermos vintage. Perché non abbiamo il fornellino e poi vi spiego quando siamo da soli, vi dico non un segreto. Rotpunkt, li vendono ancora i migliori in assoluto. Questo thermos è veramente il migliore in assoluto. È della mia mamma. E abbiamo il tè caldo. Sa di brulestero. E poi ci faremo una merenda barra pranzo. Qua al rifugio c'è anche il termometro e dice che siamo a -1 e stanotte è andata, cioè da quando hanno azzerato l'ultima volta, a -10. Adesso c'è -1 qui all'ombra. Abbiamo trovato qui un bel posticino al sole, anche e poggia schiena per la già. Per la gente vecchia. E facciamo un po' di merenda pranzo, insomma. Mangiucchiamo quello che ci siamo portati via. Oggi ci siamo portati via allora, delle pizzette rosse. Ora diciamo si sente a me. Già sbuccia le uova sode. Sempre a me lavoro questo. E poi qui nascosto c'è una gigantesca fetta di lagurai e sotto una focaccia con i pomodorini. Birretta. Una gigantesca fetta di lagurai. Cioè, siamo sui lagurai Giusto? e serve fetta di lagurai. Ecco qua, pizzette, uova e mezza fetta di lagurai. Mezza perché già detto che è troppa, la vedremo. Poi qua c'è una focaccia in offerta almeno il 50%. Bisogna salvare il pianeta. Esatto. Può ricaricarlo? Buono? Anche se non ti si vede, sei contro luce. No, ma via il sole! Buon appetito, vero? Grazie. Adesso è che va via No, e fa l'improvviso buio e freddo. Allora, qui sopra il rifugio abbiamo mangiato lì sotto. Se non cado faccio vedere una robetta interessante. Allora, lì c'è il bagnetto WC e qua c'è il bivacco invernale. Il rifugio è chiuso oggi, naturalmente ancora cartelli Covid. Bivacco tour, faccio vedere. Si entra, piccolino, sono 2 letti con un letto castello, piccola scrivania, altri 2 letti qua e c'è freddissimo qua dentro. C'è luce, ci sono i pannelli fuori solari, qui è chiuso, sgabelli, pendino non riscaldato naturalmente e un paio di cartine della Compass della zona, bivacchetto e bagnetto. Resto qui un attimo che c'è gente un po' ovunque e devo dirvi che oggi non abbiamo il fornellino perché ho finito la bombola. Sono andato al bricco dove, insomma, al supermercato dove le prendo sempre e mi hanno detto che non gli arrivano più. Eravamo passati dal Decathlon, c'erano solo quelli giganti, quelli da mezzo chilo e quelli sono troppo pesanti da portare in giro, vanno bene se uno fa campeggio e quindi non riesco a trovare. Ho cercato su Amazon, costavano 16 euro, ho detto anche no e quindi non so, toccherà prendere il fornellino non più della Camping Gas ma quello dell'altra marca, che le altre bombole invece si trovano tranquillamente. Non so perché in questo periodo non si trovano più le bombole della Camping Gas, quindi oggi niente caffè e niente robetta calda perché ci siamo fatti un bel primo, altrimenti invece abbiamo dovuto mangiare così come avete visto proprio perché siamo senza bombola. Abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, naturalmente adesso l'immondizia ce le portiamo a casa. Salutiamo qua il rifugio 7 Stelle e cominciamo a tornare verso la macchina con lo stesso sentiero, non facciamo vie diverse per questa volta.
Ultimo panorama. Guardate sotto che bello, una panna montata. E che bello farsi sentire qua il sole senza aria, spettacolo. Torniamo qui alla Croce, facciamo già una sosta. Ci godiamo un po' la montagna. E il sole, che quando va giù il sole, qua c'è da pettinare il musso, vero? Yes! Amore, e ora, visto Scusate che... il berretto messo male, ma non vedo niente col sole. Ascolta, visto la nostra prima uscita invernale, Sì. abbiamo scelto i vestiti giusti, secondo te? Allora, secondo me è un po' too much. Allora, le scarpe assolutamente vanno bene, perché Che scarpe che abbiamo? abbiamo degli scarponcini ramponabili della Salewa. La cosa che secondo me era un po' too much è il calzettone della GM. Questo è più adatto a quando c'è veramente tanto ghiaccio. La cosa più bella è che ha questa protezione qui morbida sul tallone, che arriva fino al tallone, e anche tutta sulle punte delle dita dei piedi, così ammortizza la discesa. Però è un po' tanto caldino al sole, se va giù il sole va benissimo, quindi lo scarponcino va bene. Magari avrei messo delle calze un pochino più sottili, e sotto abbiamo una maglia in merinos che potrebbe andare. Sì, dai, ti autoregolo un pailetto che ci sta. Stesse scarpe ce l'ho anch'io, però io il calzino qua della Oxigo, che è quello che uso anche d'estate, quindi per adesso va bene. Quello andava bene, ce l'ho nello zaino, volendo potrei cambiarle. Sempre avere un calzino di ricambio. Esatto. Quasi arrivati alla macchina, Ma già cambia setup, fatto cambio gomme. Vero? troppo caldo, cioè cambiamento climatico qua. Posto? Bisogna rivalutare il Cambiato setup. calzini. Microfibra. Siamo arrivati qua. Tac, cartello. Vieni qua già. Oh, va che cartolina che c'è dietro. Sì. Siamo arrivati, allora, sempre 484 dislivello positivo, in totale 6 km e mezzo andata e ritorno, 5 ore e un quarto in tutto, compreso pranzo e tutto. Qua c'erano dei bambinetti che urlano come disperati. Siete arrivati fino a qui, dovete per forza iscrivervi al canale, mettere like, condividere il video con tutti gli amici. Guarda chi non ce l'ho! Ho dovuto interrompere perché c'era del casino. Dei bimbi in testa. I bimbi in testa che parlavano in dialetto. Allora, siamo scurissimi, vi salutiamo così dall'alto. Da questo autunno mix inverno, e l'unica tristezza è che il track che fa le frittelle con i mirtilli è chiuso. Il track, il gabbiotto. È sgabbiotto. È sgabbiotto. È sgabbiotto. Quindi adesso Fabio mi porta a cercare la torta. Andiamo in cerca di torta, visto che il rifugio era chiuso. Andiamo in cerca Ciao di a torta. tutti e buona domenica. E al prossimo escursione, ciao!